Corri Treviso incorona Luca Alfieri ed Elisa Bortoli, ma è soprattutto la grande festa di 700 appassionati che hanno fatto passerella attraverso strade e piazze del centro storico del capoluogo di Marca. Una solo la gara elite maschile con il brianzolo Luca Alfieri che fa gara a sé sin dal primo dei 10 giri da 1000 metri, scattati da Piazza Duomo e sviluppatisi tra Calmaggiore, Via Martiri della Libertà, Piazza Borsa e Via Manin. Il 23enne dell'Atletica Casone Noceto chiude in 30:11, record della gara, 2 secondi meglio di quanto Daniele Meucci aveva realizzato sotto la pioggia nel 2023. Una prova maiuscola che ha annientato la concorrenza. Alfieri è transitato a metà gara in 14:58, perfettamente in linea con il primato. Poi però ha rallentato. Il record sembrava svanito e solo un ultimo velocissimo giro, cronometrato in 2:50, gli ha consentito di vincere la sfida a distanza con il Meucci del 2023. È la prima volta, non ho mai stato a Treviso e sono contento di essere venuto qui a fare questa gara. L'ho fatta come una prova perché è inserita dentro il mio percorso di allenamento. Abbiamo provato fin da subito, sapevo che c'era il premio per il ricordo del percorso, ho detto proviamoci dall'inizio alla fine. Secondo in 30:34 il bellunese Mia il Sirbu del gruppo sportivo Quantin Alpen Plus, tatticamente accorto e combattente sino all'ultimo, tanto da essersi aggiudicato l'assegno supplementare offerto da Energon Esco come atleta più combattivo di giornata. Terzo Stefano Massimi. Atleta più combattivo perché nessuno se l'aspettava e nemmeno io, perché sono partito e ho tenuto fino alla fine, ho cercato di combattere la seconda e terza posizione fino all'ultimo e sono riuscito a vincere la seconda posizione, ma più che soddisfatto perché appunto il percorso tosto, il tifo assurdo e risultati pazzeschi. Un percorso che sembrava facile inizialmente invece si è rivelato molto duro dal punto di vista sia climatico, perché secondo me era molto umido, sia dal punto di vista dell'altimetria perché ciottolato, insomma questo pavé, però veramente tanto tifo, molto motivante e comunque sia, nonostante la tanta fatica mi sono divertito. Era tanto tempo che non tornavo, sono molto felice di essere qui, un'organizzazione veramente da top, gara su strada, però ecco vorrò tornare per fare molto meglio. Cerchiamo di dare il massimo noi, la città poi è bellissima, quindi noi ci mettiamo il massimo, blindiamo il percorso, ci mettiamo tutta la nostra forza per renderlo più bello possibile e questi commenti degli atleti ci ripagano. È stato un record di presenze, abbiamo raggiunto i 700 partecipanti totali, quindi questo ci riempie di gioia e ci ripaga di tutto il grande lavoro fatto in questo periodo. La bellunese Elisa Bortoli dell'Esercito è invece la nuova regina della gara femminile sui 5 km. Succede alla trevigiana Michela Moretton di Assindustria Sport che ieri le ha dato filo da torcere dal primo all'ultimo metro. Il gruppo delle migliori si è rapidamente sgranato sino a ridursi a 3 atlete. Giovanna Selva ha provato a reggere il ritmo delle due battistrada ma ben presto ha dovuto alzare bandiera bianca. Il confronto tra Bortoli e Moretton si è così deciso sulla retta d'arrivo, con la più veloce Bortoli a prevalere di un paio di secondi sull'azzurra di Colfosco di Susegana. Menzione obbligata per Michela Zanatta dell'Atletica Ponzano, classe 1978, ottava a 20 anni esatti dalla prima delle sue 4 vittorie alla Corri Treviso. È la prima volta che corro qui, sono contentissima perché è un'atmosfera unica e niente, mi sono divertita. È stata una gara molto combattuta, fin da subito siamo rimaste in 3 e il ritmo comunque abbiamo tenuto un ritmo molto alto e su questo percorso non è facile e poi alla fine ha avuto la meglio Elisa, ma negli ultimi 300 metri ho dovuto cedere, ne aveva di più oggi. Mi è molto piaciuto il percorso nel centro con tanto tifo, tanta gente del posto, è stato davvero emozionante correre qui. Poi Treviso è bellissima, quindi domani mattina non vedo l'ora di fare un giro nel centro. La serata in Piazza Duomo era partita alle 20 con la gara Open, un trionfo per Luca Zanet, 27enne di San Polo di Piave, tesserato per la H. Robert Running Team, che ha chiuso i 9 km e 9 di gara in 35:10, staccando nel secondo giro il bellunese Diego Viel del gruppo sportivo Quantin Alpen Plus e Denis Mariotto dell'Atletica Mareno. La veneziana Erika Michelan di Venice Marathon si è imposta nella gara femminile andando a chiudere in 41:32. Argento per Martina Saccol del team Treviso, bronzo per Silvia Zanusso della Tre Comuni. Ci ho creduto, sono partita subito insomma con quello che potevo dare e
sono stata molto felice. Me l'aspettavo come gli anni passati, l'ho fatta tantissimo tempo fa. È sempre meravigliosa, però un bellissimo tifo, una grande carica, quindi bellissimo, emozionante. Le due speciali classifiche a squadre hanno premiato le società Venice Marathon e H. Robert Running Team. Il club lagunare si è aggiudicato il trofeo Latte Busche come società con il più alto numero di iscritti, ben 45, mentre il club di Povegliano ha vinto il Gran Premio Maxi, basato sulla somma delle 10 migliori prestazioni cronometriche, di cui almeno 3 femminili. Quest'anno abbiamo pensato di creare questo premio Maxi per fare onore anche a questa corsa, che quest'anno appunto è il 34esimo anniversario e speriamo che il prossimo anno sia un evento ancora più importante. Corri Treviso è una manifestazione che merita e fatta all'interno della città di Treviso diventa ancora più prestigiosa. 34 anni di storia di atletica su strada sostenuta da grandi organizzatori sempre estremamente positivi e corretti, non può che essere ulteriormente sostenuta dalla federazione regionale e dirò di più, farò in modo che questa gara il prossimo anno, se sarà possibile, ospiti un campionato regionale 10 km su strada e perché no, anche nel futuro la possibilità di una fase nazionale.